Terza edizione, Festa Master delle autorità presenti. In primo luogo, diciamo il padrone di casa, vorrei dire, l'assessore allo sport del comune di Cittadella con delega del sindaco Diego Galli. Benvenuti a tutti, complimenti a tutti i premiati che oggi siete venuti qua. Insomma, mi fa molto piacere vedere che in 3 anni, questa è la terza stagione in cui sono consigliere regionale, il livello dell'atletica Veneta Master sta aumentando sempre di più. Guardiamo solo i titoli italiani e internazionali, cioè siamo arrivati a 74 persone, mentre 2 anni fa erano una 50, l'anno scorso 60, quindi siete sempre di più e sempre più bravi, quindi inizio a fare un complimento a tutti voi. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa festa, perché questa è decisamente una festa. Vediamo giustamente, come ha già detto Rosa, che siamo in grande miglioramento anche verso il rendersi conto che il fine anno e la conclusione della stagione agonistica merita un momento, una pausa, una conviviale come questa. Io sono qua soprattutto per rendere, come dire, onore all'imposto impegno, come ho scritto anche nel mio saluto nel sito ufficiale dei campionati europei. Credo che il settore master rappresenti in modo proprio emblematico lo spirito vero dell'atletica leggera, cioè la passione, la dedizione, senza fini, come dire, assoluti, senza la mira delle Olimpiadi. Un complimento sincero per tutto quello che avete fatto nel 2018, per come avete saputo onorare l'atletica del Veneto nella scorsa stagione con tantissime soddisfazioni. È stata veramente una bellissima trasferta a Misano Adriatico. Siamo arrivati seconde con le donne a un solo punto dalla Toscana, quindi c'era un rammarico, e con gli uomini terzi classificati, ma sommando la classifica uomini e donne siamo arrivati primi in Italia. C'erano 14 regioni, quindi complimenti a tutti voi. Adesso chiamiamo sul palco come responsabile della rappresentativa del Veneto Luigi Banzo, che abbiamo visto foto spettacolare. Luigi Banzo, lui ha guidato per il secondo anno consecutivo, mi pare che anche l'anno scorso l'aveva guidata la rappresentativa, quindi ad Maiora, come si dice, il prossimo anno. Il premio adesso avremo anche un breve filmato che la ritrae nel momento in cui ha ottenuto il primato dei metri 200, il primato europeo. Un applauso, accompagniamo con questo applauso anche le compagne che l'hanno aiutato in questa impresa. Grazie Emma. Oggi parliamo di atletica e questo mi fa piacere, diciamo un attimo, soprattutto personale, perché anche in questo momento stiamo a Cittadella vagliando un'ipotesi, dico solo vagliando questa ipotesi, diciamo in favore dell'atletica, e quindi diciamo da parte vostra avete questo grande compito, la continuità. Se nel nostro territorio abbiamo la fortuna di avere uno sport a questi livelli, vuol dire che c'è gente e che ci sono associazioni che hanno bisogno di voi. Ecco, quindi il mio ringraziamento va a tutti voi che siete i protagonisti essenziali di questa giornata e anche i protagonisti di quello che può essere il futuro dello sport nel nostro territorio, e un grande saluto, diciamo, un ringraziamento va sicuramente al Comitato Veneto, alla Federazione, che anche con questo evento parlano sempre di sport e tengono lo sport ad alti livelli. Quindi grazie a tutti voi e grazie anche a tutti.
schede, qua la commissione che ha controllato, una bianca, e adesso io cito i primi 3 maschi e femmine, poi chiamiamo qua il vincitore uomo e il vincitore donna. Allora, uomini al terzo posto Crescenzio Marchetti con 15 voti. E qua tra il primo e il secondo posto insomma, c'è stato un po' di lotta. Al secondo posto con 17 voti Alfredo Bonetti della Biblioteca. Bravo Alfredo. E quindi il vincitore anche quest'anno, perché era stato 2 anni fa, con 21 voti, Andrea Meneghina. Bravo Andrea. Allora, al terzo posto con 14 voti Sonia Lopez con 6 SAO, quindi brava Sonia. Al secondo posto con 25 voti Liliana Piccolo, e quindi vince il titolo di atleta master dell'anno donna, sempre dell'Atletica Spazio insieme Verona, è Maria Mazzenga con 32 voti. Complimenti. Un onore per noi avere ospiti così egregi, così importanti. Allora passiamo le luci, un po' di atmosfera per presentare il dolce. Consideriamo che l'unione fa forza, le 4 mani sentono l'unione dei nostri dirigenti. Evviva, evviva! Complimenti a tutti voi. Grazie.